della famiglia Avanzo e hanno detto che hanno trovato tutto bellissimo, per forza, perché poi ieri sono arrivati in una giornata bruttissima e guardate oggi che bel tempo che ci ha riservato la provvidenza. Ma io so che oggi loro volevano comunque accomiatarsi da noi perché non rimarranno fino alla fine, verso le 5 dovranno partire, per cui io so che ci sono dei doni da scambiarsi, però ringraziamo dell'invito e auguriamo una buona festa per il vostro anniversario e vi auguro ogni bene. Grazie. Amici che da 17 anni lo stanno seguendo, è veramente è una cosa che sentiamo e ci fa piacere che la Croazia sempre di più stia diventando un grande paese. Eccolo qua, foto di rito. Prego. Questi sono prodotti da Isola Krk. grazie. Prego, per il vostro comune. Ecco, stai qua, tengo io E vino? il vino. Tom, stai più vicino, facciamo una foto. Un vino per il vostro sindaco, così che provi un prodotto di vino del presidente del comitato di gemellaggio, il signor Crepaldi. Guarda Crepaldi, abbiamo premiato anche te, poi andiamo a casa tua a berlo. Si è commosso subito. Dai, su, Saremo tanti adulti, non solo ragazzi. Perfetto, noi vi vogliamo ospiti, vi preghiamo di accomodarvi ai nostri amici di Amisali che saranno poi tra le autorità a sfilare, quindi siamo quasi... Sindaco, se non lo può dire, venga qua Sindaco, scusi che... Delta alla municipalità di Omisali. Oh, bravo! Allora facciamo questa foto. Vieni, Nicola, vieni.
can't hold it one more day, so I think I'll let it out. You're on my mind more than I made sure. You're in my heart more than you may know. And the last thing that I want is for you to fall apart. Your future.
Ora stanno arrivando le autorità. Sembrano... Possiamo andare? Sì, voglia di stiamo in finale qua. Bravo!
qua gentilmente. Allora, Sono stata molto contenta di essere stata qui oggi, magari tornerò anche con calma per visitare meglio questi posti che sono comunque vicini a Milano, non è lontanissimo, quindi un bel weekend con aria pura. Sono sempre venuto qua a lavorare io. Ah sì? Sì. Portavo i salumi a Portoviro e ad Adria. E taglio di po'? Taglio di po'. Sì. No. Da noi si dice oggi, c'era quella volta po'. No. No, comunque no, è stata una bella giornata, una bella passeggiata. Che dire, tanta gente così non mi aspettavo. Anche vedere tanti ragazzi in mezzo, giovani che magari insomma sono qua oggi presenti e spero vi divertiate e che trascorriate un bel pomeriggio insomma. ti ringrazio, fate buon viaggio, vi vogliamo ancora qui e ciao ancora, ti saremo veramente gentili. Ciao, grazie. Ciao, bello. Il comune di Cavarzere non sono dei comuni del Delta, però noi apparteniamo a questa terra, tant'è vero che se noi guardiamo il palco c'è il Doge che comandava questo territorio, quindi anche il territorio di Cavarzere, che aveva anch'esso gli Scariolanti come avete voi, quindi apparteniamo a questo territorio. Veramente complimenti al sindaco Vittorio Di Po, complimenti anche al vice sindaco, alla Laila, che veramente ha organizzato una bella manifestazione il secondo anno e direi ben riuscita. Bene, complimenti. Com'è che potremmo fare sì che questa diventa un'isola fantastica, quasi da favola? Ci stiamo già impegnando da anni per far sì che questi comuni si associno, si mettano insieme per comunque condividere le tante caratteristiche comuni che abbiamo insieme. Speriamo di lavorare sempre meglio, sempre di più e sempre con una maggiore collaborazione. La ringraziamo, un applauso anche ad Arianna. Grande manifestazione, mi devo complimentare con gli amministratori di Taglio di Po che hanno organizzato questo evento, è sempre bello rievocare quello che è stato nel passato. E benvenuti perché siete in tantissimi, quindi un saluto a tutti, spero anche alcuni turisti che sono arrivati a Taglio di Po, che oggi rappresenta tutto il Delta. Infatti l'idea, credo, di non togliere nulla al sindaco, che è veramente maestoso qua al mio fianco, per dire che credo che questa sia stata un'idea nata nella mente diabolicamente di Laila Marangoni circa un anno fa, il concerto con te, e quindi veramente insomma merito, perché tante persone, quindi sicuramente il nostro Delta corre e cammina di più e viene conosciuto di più. Volevo ringraziare il sindaco perché questa manifestazione fa sì che tutti i 9 comuni ogni tanto si ritrovino e collaborino in lealtà e sincerità assieme. Buongiorno, buonasera a Taglio di Po, buonasera a questo splendido pubblico, complimenti all'organizzazione. Oggi io credo che il Delta del Po possa dire una parola nazionale, questa veramente io credo che sia una manifestazione che deve essere pubblicizzata a livello nazionale, perché questo è il Delta del Po, questa è la sua storia e queste sono le sue peculiarità. Grazie ai cittadini, grazie a Taglio di Po. Per noi il Po è una cosa che nasce da dentro, lo sentiamo nostro, è una cosa bellissima, il Po è bellissimo. Grazie ancora, ultimo ma non proposte, prego. Ultimo ma non ultimo, Corbola. Buonasera a tutti, veramente una bella manifestazione, nel senso che abbiamo organizzato per il secondo anno questa iniziativa, a cui noi fa piacere. L'esperienza fatta a Portoviro credo sia stata importante e ci ha aiutato in questo. Buonasera Delta del Po, buonasera a tutti, come va? Guardate, noi, soprattutto Laila, siamo arrivati un po' distrutti a questo appuntamento, però la provvidenza ci ha dato una giornata eccezionale, piena di sole, piena di voglia di stare assieme. Grazie a tutti della vostra numerosa presenza. Do il microfono a Laila. Grazie sindaco, grazie sindaci, grazie infinite di essere qui oggi per celebrare questo grande evento che coinvolge tutti noi. Niente, io sono arrivata, è vero, come anticipato, un po' distrutta, ma più che altro perché questa notte sentivo piovere. Sono stata malissimo perché da stamattina alle 5 che sono su e avevo il terrore. Invece si vede che ho tanto lavorato, ma si vede che il Signore ha fatto anche un po' pena perché ha fatto venire fuori un sole stupendo. E poi vedervi qui è la medicina migliore, perciò un grazie sincero e di cuore a voi per la vostra partecipazione.
io ce la metto tutta, noi ce la mettiamo tutta, come amministrazione siamo qui e come tutti logicamente ci adoperiamo e lavoriamo esclusivamente per voi. Dunque la vostra presenza è proprio la cosa che ci gratifica e ci fa andare avanti. Grazie infinite e buona continuazione. Bravissimo, io ti ringrazio pubblicamente perché senza di te non ce l'avrei fatta. Grazie infinite. Vi ricordo poi che lui ha realizzato un filmato molto molto bello sul nostro delta. Hai visto mai che vi possa piacere? Beh, parte da Papox. Gli amici, la faccio, mi assicuro ragazzi che non è così. Bisogna saper parare i colpi e tirarli nello stesso tempo.
Se pensate che siamo nel 5-600 e quindi esattamente dopo la scoperta per cortesia, ecco che dicevo assolutamente, ecco esattamente come veniva caricata l'arma e il momento in cui si dava fuoco alla miccia. Attenzione. Quando sente la musica, Giacomino piace ballare. A quella onorificenza del 1500. Grazie, noi per il momento abbiamo terminato e darei la parola all'amico partecipanti, perché ragazzi dura 25 kg di carioca e ai noi l'amico di Taglio di Po. C'è allora, se tu vincerai anche tu a chi dedicherai questa vittoria? A me stesso perché... Ah, sei pure presidente del controgruppo giovani, come va? Dai, bene.
Guarda che bella fresca! Allora Laila, ti chiedo un ultimo sforzo, tira fuori. Abbiamo il baccalà, e il riso alla canarola, e il pasticcio e quant'altro, quindi potete essere sia protocollo seconda, colgo la terza. Allora, scusate le curve e sono partiti. Taking my bath, my cotton coat. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I think you are, but it's been no bed of roses, no pleasure crew. I consider you that challenge, you are the human race, and I ain't gonna lose. Per cui ci vedremo nel 2011 con ancora più iniziative e ancora più novità, contando sulla vostra presenza come è stata stasera. Siamo veramente noi a ringraziarvi di questo grande tributo che ci avete dato. Grazie a tutti e arrivederci al 2011.